Padre Amort avverte: i cattolici non praticanti rischiano di andare all'inferno. Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Padre Amort, sacerdote esorcista, operante nella diocesi di Roma, vissuto tra il 1925 e il 2016, autore di libri in cui ha insegnato a difendersi dagli assalti del demonio. Riguardo al fenomeno molto diffuso tra le fila della cristianità, cioè quello dei cattolici non praticanti, Padre Amort si è espresso in questi termini: credo ma non sono praticante. E che vuol dire? Io non ho mai incontrato un diavolo ateo. Tutti i diavoli credono e non sono praticanti perché hanno disubbidito a Dio. Molti di coloro che si professano cattolici ma non praticanti sono la causa di tanta sofferenza sofferta da Gesù nell'orto del Getsemani. L'indifferenza di queste anime, l'inosservanza verso i sacramenti che la Chiesa impartisce ai propri fedeli, disgustò tanto il Signore in quell'ora così drammatica. Egli infatti, mentre sudava sangue, pregò anche per questi peccatori, definiti in seguito, parlando con Santa Faustina Kowalska, cadaveri viventi. Attenzione, non si scappa dalla giustizia divina. Ci sono persone che per una vita intera non entrano in una chiesa, non si confessano e non si comunicano, non avvertono nulla dentro i loro cuori, nessun amore per Gesù, sono apatici, insensibili, amorfi, aridi. Se il Signore li ha chiamati cadaveri viventi, immaginiamo come sarà il giudizio che riceveranno quando saranno al suo cospetto. Sì, sono credente, ma non pratico la Chiesa, non per cattiveria, ma perché non ho mai tempo. E poi queste persone che dicono di non avere tempo vanno al bar, leggono il giornale, chiacchierano con gli amici di tutto, portano il cane a passeggio, passano ore intere a vedere film, dibattiti in TV, partecipano a vari tornei di giochi, stanno ore intere a conversare sui social e ad esprimersi e ad esprimere loro stessi con un esagerato narcisismo. E poi un bel giorno giunge quel che tutti temono. E ora una voce ti dirà: ricordi quando ti parlarono dei 10 comandamenti e in particolare quello che ti comandava di santificare le feste? Ebbene, ma voglio dirti una cosa, non era un consiglio, ma un comando. Stolto l'uomo che non ci pensa e non provvede in tempo a regolarizzare la sua posizione davanti a Dio. La messa domenicale, Dio ci chiede soltanto 40-45 minuti una volta a settimana da passare in chiesa. Egli ritaglia poco tempo per se stesso, ma in cambio ci dà dei vantaggi incalcolabili. Ora non lo comprendi, ma lo capirai molto bene in quel giorno ed a tue spese. Voglio ricordare qui un aneddoto che riguarda la figura di Padre Pio da Pietralcina. Un giorno un fedele di Padre Pio si recò da Padre Pio per un colloquio in lacrime, dicendogli: «Oh Padre Pio, aiutatemi, sono disperato. Mi è appena giunta la notizia della morte di un parente. So che non ha fatto in tempo né a confessarsi né a ricevere la Santa Comunione né nessun altro tipo di sacramento.
ditemi, Padre, l'anima di questo mio parente potrà salvarsi, potrà un giorno andare in paradiso. E Padre Pio mi rispose chiedendomi: ma questo tuo parente era solito frequentare la Santa Messa, partecipare con fervore alla messa domenicale? Ed io gli risposi: no, era un cattolico ma non praticante, non andava a messa. E Padre Pio mi disse: allora, figlio caro, come pretendi che questo tuo parente possa essersi salvato?